Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Durante le attività di controllo del Comitato Cittadino Vulcania sul decoro urbano nel quartiere Borgo Sanzio di Catania, si è constatato l'ennesimo episodio di inciviltà. Sono stati rinvenuti rifiuti di varia natura, una microdiscarica tra via della Fiaccola e largo Giovanni Pascoli. Sulla questione è intervenuta la presidente del Comitato Vulcania, Angela Cerri, evidenziando il fatto che si tratta di un problema di natura culturale. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla rivolge i complimenti in merito all'operazione odierna operata nel capoluogo siciliano che ha portato a 9 fermi disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura della Repubblica di Palermo. Dalle indagini emerge un quadro preoccupante di estorsioni e traffico di stupefacenti in una vasta area del centro storico. Si è conclusa nei giorni scorsi la procedura di licenziamento collettivo avviata da Pfizer lo scorso 7 febbraio per lo stabilimento di Catania, oggetto di una delicata vertenza tra la multinazionale e le sigle sindacali. La riduzione del personale di 130 unità si è trasformata in un'adesione volontaria alla fuoriuscita dal sito economicamente incentivata che ha interessato 97 lavoratori, mentre 10 dipendenti hanno accettato la proposta di trasferimento nella fabbrica di Ascoli Piceno. Sempre peggio, le notizie che arrivano sono sempre negative. In queste ore il governo sta valutando di recuperare nuove risorse togliendole ai poveri. Vuole addirittura anticipare i tagli al reddito di cittadinanza, rendendoli ancora più pesanti. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte tra la gente in queste ore nel quartiere popolare dello Zen a Palermo, dove incontrerà alcuni percettori del sussidio. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.